Di nuovo buongiorno da Telefriuli, ben trovati a questa edizione del nostro telegiornale. Esiste un concreto pericolo di fuga ed è con questa motivazione che il GIP Cozzarini ha disposto nei confronti di Dimitrij Trajkov, l'imprenditore bulgaro accusato di aver ucciso domenica due giovani donne in A28, la misura cautelare degli arresti domiciliari e l'applicazione del braccialetto elettronico. Nei confronti di Dimitrij Trajkov, l'imprenditore bulgaro accusato di aver ucciso domenica sera nell'incidente stradale avvenuto in A28 le due cugine Jessica Fragasso e Sara Rizzotto, è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico. È quanto disposto dal GIP Giorgio Cozzarini dopo l'udienza di convalida dell'arresto che si è tenuta ieri. Le indagini successivamente svolte dopo il sinistro stradale hanno permesso di accertare come Trajkov alle 21:50 di domenica si trovasse nella sua residenza a Pordenone, in via Terza Armata, con addosso ancora gli indumenti sporchi di sangue, terra e fango. L'uomo, 61 anni, era fuggito dal luogo dell'incidente, come testimoniato da una dipendente di Autovie Venete, che lo ha visto scavalcare guardrail e recinzione stradale. La moglie ha raccontato agli inquirenti come Trajkov, una volta a casa, fosse agitato, confidandole che aveva avuto un incidente in A28. Ha aggiunto poi che si era versato del vino rosso in un bicchiere, ma non è stato in grado di dire quanto ne avesse bevuto. I valori di alcol nel sangue hanno registrato valori elevati. Secondo il GIP esiste il pericolo di reiterazione del reato che si fonda sulla personalità dell'imprenditore bulgaro. Domenica è stato appurato inoltre il pericolo concreto e attuale di fuga. È verosimile, sempre secondo il giudice, che Trajkov aveva pensato di poter sfruttare il tempo necessario alla sua identificazione e il suo rintraccio per potersi allontanare e sottrarsi alle successive ricerche. Dispone inoltre di soldi e contatti per allontanarsi stabilmente dall'Italia, da qui la decisione di applicargli il braccialetto elettronico, oltre alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Diminuiscono in regione, anche se in misura inferiore rispetto al resto d'Italia, i nuovi contagi da Covid. Il Friuli Venezia Giulia è la terza regione italiana per incidenza e Pordenone è la quarta provincia a livello nazionale, sempre nella classifica che riguarda questo particolare dato. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, i dati della regione si avvicinano sempre di più a quelli della media nazionale. Secondo Fondazione Gimbe, che ha elaborato i dati degli ultimi 7 giorni, non c'è accordo sulla decisione di rendere illimitata la validità del Green Pass. Friuli Venezia Giulia terzo in Italia dopo Abruzzo ed Emilia Romagna per incidenza di casi Covid ogni 100.000 abitanti. Sono 5.258 rispetto alla media italiana di poco più di 4.100. In tutte le regioni, fatta eccezione per la Sicilia, si registra una diminuzione dei nuovi contagi che a livello nazionale è di quasi il 25%, in Friuli Venezia Giulia del 15,7%. Una flessione, secondo Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, che ha diffuso i dati dell'ultimo monitoraggio, dovuta sia alla riduzione dei tamponi effettuati che alla minore circolazione del virus. Per quanto riguarda la pressione sugli ospedali, nella nostra regione i posti letto Covid occupati in terapia intensiva salgono al 23,4%, quelli nelle aree mediche al 39%. A livello nazionale scendono da 51 a 20 le province con incidenza superiore ai 2.000 casi ogni 100.000 abitanti. Tra queste non c'è più Udine con 1.989. Ci sono invece Pordenone, quarta in Italia con 2.402 casi, Gorizia con 2.216 e Trieste con 2.051. In Friuli Venezia Giulia ha completato il ciclo vaccinale l'80% dei cittadini, in linea con la media nazionale. La terza dose è al 78,5% contro il dato italiano del 79,6%. Nella penisola sono ancora 7,4 milioni le persone senza nemmeno una dose di vaccino. Rimane lo scetticismo degli ultracinquantenni, quasi 2 milioni. Sono poco meno di 2 milioni e mezzo i bambini tra i 5 e gli 11 anni non immunizzati. In merito alle ultime decisioni del governo, la Fondazione Gimbe ritiene che la durata del Super Green Pass non possa essere illimitata. In assenza di evidenze scientifiche, commenta, la decisione è politica. Per far fronte all'attuale carenza di organico nell'area della sanità del Friuli Venezia Giulia, ora sarà possibile assumere temporaneamente anche personale in possesso di un titolo di studio non riconosciuto dal Ministero della Salute nelle strutture pubbliche, private o accreditate e nelle realtà sociosanitarie accreditate o convenzionate. Quanto stabilito da una delibera della Giunta regionale che è stata approvata oggi su proposta del vice governatore con delega alla salute Riccardo
Riccardi. Delibera che prevede appunto l'impiego di professionisti sanitari anche tra i cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea, purché titolari di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa e che presentino un titolo di studio conseguito all'interno dell'Unione Europea oppure iscritti a un ordine o albo professionale dello Stato di provenienza. Siamo convinti, ha commentato Riccardi, che questo strumento fornito dalla decretazione d'urgenza possa fornire un'adeguata risposta alla grave carenza di personale, rafforzando così l'attività assistenziale sul territorio del Friuli Venezia Giulia. Sospesi dall'ordine perché non vaccinati, 3 infermieri eseguivano tamponi e prelievi per una struttura sanitaria privata. Uno dei 3 era dipendente di un'azienda di trasporti dalla quale era stato sospeso per non aver esibito il Green Pass al lavoro. Tutti sono stati denunciati. Effettuavano privatamente prelievi e tamponi. 3 infermieri Novax, già sospesi dall'ordine, sono stati denunciati dalle Fiamme Gialle di Pordenone. Approfondendo l'anomalo assenteismo dei dipendenti di un'azienda di trasporto pubblico locale, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza si sono imbattuti nello strano reclutamento, da parte di un operatore sanitario privato, dei 3 infermieri. In particolare, gli accertamenti hanno messo in rilievo la posizione di un autista, con qualifica di infermiere, sospeso per non aver volutamente esibito al momento dell'ingresso sul luogo di lavoro il Green Pass. La successiva verifica con l'ordine ha permesso di appurare che per l'inottemperanza all'obbligo vaccinale l'uomo era anche stato formalmente sospeso dall'esercizio della professione sanitaria. L'autista infermiere, doppiamente sospeso, senza chiedere alcuna autorizzazione per lo svolgimento di prestazioni extra, si è rivolto ad un noto operatore sanitario privato, attivo nel Pordenonese, nell'erogazione di prestazioni a domicilio. Le indagini delle Fiamme Gialle hanno permesso di appurare che l'uomo, nonostante l'interdizione ricevuta, ha eseguito tamponi antigenici e prelievi, ricavandone cospicui compensi. L'approfondimento investigativo, delegato dalla Procura della Repubblica di Pordenone, ha poi permesso di appurare, ricostruendone minuziosamente i dettagli, che altri 2 infermieri, titolari di partita IVA eppure loro sospesi dal relativo ordine professionale perché non vaccinati, hanno esercitato abusivamente per lo stesso operatore sanitario privato. I 3 infermieri interdetti sono stati denunciati per il reato di esercizio abusivo della professione, integrato, per l'unico dipendente pubblico, dalla contestazione dell'interruzione di pubblico servizio e della truffa. La loro posizione verrà ulteriormente valutata dall'Ordine delle Professioni Infermieristiche. Questa notte tra Enemonzo e Sochieve è stato investito un esemplare di lupo maschio. L'animale purtroppo nell'impatto con l'auto è rimasto ucciso. L'automobilista ha raccontato di esserselo trovato davanti improvvisamente, di non averlo potuto evitare. A riferire la notizia la Federazione Cacciatori del Friuli Venezia Giulia. Si festeggia oggi San Biagio, che è il santo protettore della gola, e a Udine è prevista una celebrazione in Duomo per riprendere una tradizione, quella della benedizione appunto della gola, sempre più sbiadita. Udine rivive la tradizione del giorno di San Biagio. Sì, in cattedrale giovedì sera alle 20:30 ci sarà una cosa molto particolare. Approfittiamo di un finanziamento europeo Italia-Austria e ricordiamo San Biagio. Lo ricorderanno Monsignor Nobile, che è il parroco del Duomo, insieme a lui il professor Floromo, che farà una storia di questo santo che è molto legato alle tradizioni friulane. Tutti noi da bambini, ma anche poi qualcuno anche da adulto, andava a prendersi la benedizione alla gola da San Biagio. E in Duomo, oltre a parlare di questa tradizione, si ascolteranno anche delle musiche. C'è l'orchestra giovanile dei filarmonici friulani che terranno un concerto insieme anche a 2 organisti, Beppino delle Vedove e anche Alberto Pez, che suoneranno i 2 organi battenti che ci sono nella nostra cattedrale. È una serata aperta a tutti, gratis chiaramente, si entra in Duomo, bisogna avere il Green Pass e si può assistere a questa serata, ripeto, per ricordare un santo che è molto popolare nella tradizione friulana.
A San Daniele oggi festa per i 107 anni di Anna Olga Tambosco. Per tutti nonna Olga, anche se in realtà è addirittura tris nonna. L'ultracentenaria è ospite da 5 anni nella casa di riposo comunale. L'anno scorso, nel giorno del suo compleanno, aveva contratto il Covid, superando tuttavia senza problemi anche questo intoppo. Nata a Monteprat di Forgaria, ha visto entrambe le guerre mondiali e l'influenza spagnola. Si è sempre occupata della casa, delle mucche di famiglia, mentre il marito Giuseppe, emigrante, lavorava in Francia. Assidua spettatrice di Telefriuli, in particolare dello Scrigno, nel 1976 andò in Canada con un viaggio organizzato per i terremotati proprio dalla nostra emittente. E ora andiamo a Rigolato, dove grazie a importanti investimenti sia regionali che comunali si rimette completamente a nuovo il polo sportivo del paese. Quali le novità a Rigolato per l'area sportiva? Per l'area sportiva abbiamo un centro turismo sportivo Don Giovanni Franzil che è all'avanguardia. Abbiamo investito 100.000 euro grazie anche al contributo regionale e anche con parti di fondi comunali per sistemarlo e fargli la manutenzione che meritava. E adesso avremo un altro contributo per migliorare la zona dei campetti di pallacanestro, pallavolo, tennis e prossimamente anche di calcio a 5. E questo per dare una risposta insomma, alle altre società che eventualmente avessero bisogno, anche perché in questo momento di pandemia problemi ci sono stati perché i campionati anche carnici si sono un po' bloccati, quindi noi però pensiamo in positivo, pensiamo che quando finirà tutto quanto le strutture siano adeguate e eventualmente messe a disposizione di chi ne farà richiesta. Quali sono gli impianti che compongono il complesso? Allora abbiamo un campo sportivo con una tribuna regolare per fare delle gare ufficiali perché è omologata e anche con tutte le autorizzazioni necessarie. Poi abbiamo un campo di pallacanestro e come dicevo verrà attrezzato anche per il calcio a 5 e un altro campetto da tennis tutti a coperto, illuminato e quindi a servizio di chi usufruisce di Rigolato ma anche dei comuni vicini perché le attività, le attrezzature che noi troviamo a Rigolato sono a disposizione di tutti. Poi abbiamo un'area anche per gli eventi che si chiama Pagoda dove si può anche utilizzare tutto il complesso per eventuali feste o qualsiasi manifestazione si voglia praticare. È tutto per questa edizione, tra poco vi ricordo l'appuntamento con A Voi la Linea, grazie per la vostra attenzione e buon pomeriggio, arrivederci.